Siamo alla conclusione di un anno difficile, in particolare drammatico per tante delle nostre famiglie che soffrono di questa crisi che non sembra voler passare. Credo che i segnali che ci arrivano da Roma sono non risolutivi di questi problemi. Abbiamo il dovere di avere la speranza che ci fa guardare oltre, specie per il clima natalizio che stiamo attraversando. A me sembra importante alcuni segnali positivi che abbiamo avuto, l'applicazione di costi standard sulla partita generale, in particolare della sanità, e alcuni riconoscimenti in particolare al Veneto per la sua virtuosità in riferimento alle altre regioni. È chiaro però che sono segnali assolutamente insufficienti. La crisi morde proprio quelle regioni che erano l'elemento di traino per la nostra realtà nazionale, e nella misura in cui anche le regioni virtuose, le regioni produttive non hanno davanti una certezza della condizione operativa, il tutto diventa più difficile. È per questo che noi riteniamo che ormai il sistema istituzionale vigente non vada bene. Non abbiamo ancora ben capito come si modificheranno le province, posto che non spariranno, non sappiamo ancora se nasce la città metropolitana di Venezia e come nascerà, però nel frattempo noi abbiamo ritenuto doveroso di esprimere nei confronti dei cittadini un progetto e non una illusione. È forte in questo periodo la richiesta di alcuni che ritengono di spingere per avere non solo l'autodeterminazione, ma di fatto la secessione del Veneto dall'Italia. Ecco, questa è una cosa che nella misura in cui viene condivisa da alcuni, ma non da tutti, porta a conflitti, a lacerazioni profonde e forse anche a condizioni non accettabili. Io ritengo invece che sia importante far comprendere alla realtà nazionale che noi abbiamo il diritto di non rimanere accerchiati da province e da regioni che hanno uno statuto speciale, che godono di vantaggi inaccettabili, che in questi ultimi giorni sono stati ulteriormente rafforzati in maniera indecorosa. Ed è per questo che noi dobbiamo certamente chiedere ai nostri concittadini, attraverso il referendum, cosa pensano di poter essere in condizione di avere una più forte e diversa autonomia, di poter trattenere direttamente nel Veneto le risorse finanziarie che i nostri cittadini versano oggi allo Stato, che di queste risorse noi abbiamo la potestà di destinarle in maniera libera per sostenere le nostre imprese, le nostre famiglie, i nostri cittadini in condizioni di difficoltà, e che ci sia infine la possibilità di ritenere che noi diventiamo una regione a statuto speciale, applicando fino in fondo le norme stabilite nella modifica del titolo quinto. Tutto questo è non una illusione, ma una possibilità, forse un sogno, ma questo rimane possibile, perché in Italia di queste condizioni ce ne sono già. Pensare alla divisione dello Stato italiano, alla secessione, è una cosa che diventa sicuramente non raggiungibile, se non attraverso azioni che, ripeto, non voglio neanche ipotizzare. E quindi l'augurio che io faccio in questo periodo è che le cose vadano meglio, che a Roma il governo riesca ad affrontare con determinazione i problemi che ci sono, ma anche che si tenga conto che le realtà più produttive, come è il Veneto ancora oggi, che è nella condizione di essere elemento di traino nei confronti dell'interesse della nostra realtà nazionale, nella misura in cui ottiene una maggiore autonomia. È per questo che noi riteniamo che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, in Consiglio regionale affronteremo la proposta della separazione del Veneto dall'Italia, assieme, io spero, a quella della maggiore autonomia del Veneto, sempre attraverso il fatto che noi affidiamo la facoltà al nostro Presidente di andare a Roma, di trattare con forza queste partite. Se però entro 120 giorni non ci sono risposte, c'è la possibilità di fare il referendum per chiedere ai nostri cittadini in maniera reale quello che pensano di questo passaggio. Per adesso pensiamo a vivere bene questo Santo Natale e a pensare e a sperare che ci porti davvero quelle condizioni di maggior tranquillità, di maggior serenità di cui i cittadini hanno bisogno.